A parlare il senatore Briziarelli, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Abbiamo sentito dai relatori tutto quanto di buono è stato fatto in questi giorni in Parlamento e dal Parlamento. Ecco, questa è già una differenza rispetto a quanto accadeva con il precedente governo, perché vede Presidente, il Presidente Draghi ci ha richiamato al fatto che il governo è il governo degli italiani. Ebbene, noi abbiamo dimostrato in questi giorni che anche il Parlamento è stato il Parlamento degli italiani. Abbiamo saputo lavorare insieme, si è vista la differenza, si è vista anche stamattina, visto che c'è stato un decreto legge convertito e non l'ennesimo DPCM, e è qualcosa che vale di più della somma dei primi 32 miliardi a cui assommano le misure contenute dal primo dei decreti sostegni. Dico i primi 32 miliardi perché ce ne saranno altri 40, la somma complessiva è di 72 miliardi pensati in una logica complessiva, pensati in maniera organica. Questo è un passaggio fondamentale. Ebbene, era quello che come Lega ci eravamo impegnati a fare anche nei provvedimenti ed è quello che stiamo facendo. Ecco, già il nome, già il passaggio del nome da decreto ristori a decreto sostegni la dice lunga di quale sia il passaggio di impostazione che il Paese ci chiedeva e che noi stiamo facendo. Quando Matteo Salvini ha annunciato il sostegno al governo, lo ha fatto con due punti fermi chiari: il cambio di prospettiva e il cambio di passo, e riguardava il piano vaccini. Quando ci fu il passaggio della campanella fra Conte e Draghi, era il 13 febbraio, furono vaccinati 52.000 italiani, oggi siamo a più di 500.000 italiani. Bene, un cambio di passo c'è stato sul piano vaccini, un cambio di passo e di prospettiva c'è stato sulle riaperture, che sono finalmente iniziate con quel rischio calcolato che non è in coscienza e che ha un'incidenza diretta anche sulla portata economica dei provvedimenti, perché tanto più le aziende potranno tornare a lavorare, che è il sostegno migliore che gli si può dare, tanto si potrà concentrare le risorse su chi ancora dovrà soffrire prima di poter riaprire. Bene, sui social è comparso da qualche ora una cartolina che si lamenta e si preoccupa che questa mattina sia stata bocciata l'estensione del coprifuoco a marzo, cioè al passato. Noi ci preoccupiamo di aver ottenuto come Lega il fatto che a maggio, fra pochi giorni, si potrà rivedere l'orario e le aperture se i dati lo consentiranno. Dati che, è bene ricordarlo, devono essere richiamati in negativo purtroppo quando serve, quando è servito, ma devono valere, perché la scienza vale sempre, non a correnti alternate, quando si potrà dire, come si può dire in questi giorni, che i dati migliorano e permetteranno le riaperture. Vale per l'entità delle risorse, facevo prima accenno ai 40 miliardi già stanziati e già impegnati in parte per il prossimo decreto, e ovviamente sull'utilizzo delle risorse. Bene, in questo decreto sostegni non troverete neanche un euro speso inutilmente per monopattini o quant'altro. Noi responsabilmente tutti insieme abbiamo impiegato fino all'ultimo centesimo pensando al debito che stiamo contraendo con i nostri figli. Qui c'è il cambio di passo che avevamo immaginato e che era necessario. Ebbene, se qualcuno si chiedeva quale fosse il metodo Salvini, ebbene è questo il metodo Salvini, il metodo che ci animerà anche nei prossimi mesi. Purtroppo non ne abbiamo la versione in francese, neanche in tedesco, ce l'abbiamo solo in italiano perché è pensato per gli italiani. È un metodo che punta a sostenere il governo, ma farlo in maniera leale e propositiva. Qualcuno, pensando di offenderci,
ha descritto la Lega come un partito di lotta e di governo. Ebbene, non è un ossimoro, è una naturale conseguenza. Noi siamo orgogliosi di essere un partito di lotta e di governo perché stanno lottando i cittadini, le famiglie, le imprese per arrivare alla fine del mese, per uscire da questa crisi, e è doveroso che i rappresentanti dei cittadini lottino per trovare delle soluzioni, si impegnino per convincere i compagni di viaggio che abbiamo in questo sostegno al governo della necessità di fare sempre qualcosa di più nell'interesse dei cittadini. E già il testo base del decreto aveva superato problemi enormi, si tende a dimenticare, ce lo siamo scordati, il sistema dei codici Ateco che tanto vigliacco era stato, tanto ingiusto era stato per molte imprese. Ebbene, è grazie a questa maggioranza e grazie all'impegno della Lega che già nel testo base il sistema dei codici Ateco, che era il cardine negativo del decreto ristori, è stato sistemato. Ma abbiamo fatto altro. Abbiamo ovviamente lavorato per l'esenzione del canone RAI, per i contributi alle associazioni, per il riconoscimento della lingua dei segni. Eravamo l'ultimo paese in Europa a non aver fatto nulla per questo. Abbiamo lavorato per i lavoratori fragili, per completare quel periodo di cassa integrazione non coperto, tutte misure proposte dalla Lega ma condivise da tutti. Qui c'è un'altra grande differenza: così come sono state condivise da tutti le misure a sostegno del comparto della ceramica, lo ricordava il collega Lanzi, ha ricordato tutti i senatori che hanno sottoscritto quel provvedimento, e c'erano ovviamente anche i senatori della Lega, così come sono state condivise le misure a sostegno delle città d'arte minori e dei borghi minori per dimensione, 10 milioni di euro. Ebbene, tutte misure condivise, non una somma di singoli interessi portati dal singolo partito, ma l'unico interesse generale. Questa è la grande differenza che richiamava anche il collega Manca in apertura: aver lavorato insieme nell'interesse del Paese. Però permettetemelo, la parte finale dell'intervento credo sia giusto e doveroso dedicarla non a chi ha già trovato risposte in questo decreto, ma la vorrei dedicare a chi non ha trovato risposte ma impegni che intendiamo onorare fra pochi giorni con i secondi 40 miliardi, perché diventino risposte da qui a poco, perché non abbiamo voluto il solito ordine del giorno. Non a caso, lavorandoci insieme nottetempo, abbiamo individuato 11 punti che vorrei ricordare rapidamente, che sono già una parte delle risorse impegnate per chi non ha avuto ma avrà fra poco. E allora abbiamo impegnato risorse e impegnato il governo, come è giusto che un Parlamento faccia, a impiegare quei soldi dello scostamento per ulteriori contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partite IVA e a tutte le imprese dei diversi settori sulle quali si è abbattuta la crisi Covid, individuare adeguate misure di sostegno per le imprese ad alta intensità di lavoro, le mense, i servizi di pulizia, eccetera, con particolare riguardo alle misure per la cassa integrazione, a misure finalizzate a sostenere l'erogazione del credito delle piccole e medie imprese e a prorogare fino al 31 dicembre del 2021 la scadenza del regime di garanzia dello Stato sui prestiti, alla proroga fino al 31 dicembre del 2021 della moratoria sui crediti delle PMI e delle misure relative al fondo Gasparini, allo stanziamento di adeguate risorse pari almeno a 600 milioni di euro in favore degli enti locali da destinare alla riduzione del pagamento della Tari da parte delle imprese, allo stanziamento di ulteriori risorse pari almeno a 100 milioni di euro in favore del Fondo per la montagna di cui all'articolo 2 del decreto legge attualmente in esame, la proroga delle indennità a favore dei lavoratori stagionali con particolare riguardo ai lavoratori stagionali in agricoltura, nel settore del turismo, dei lavoratori ciclici, dello spettacolo e della cultura, allo stanziamento di risorse aggiuntive in favore degli enti locali, allo stanziamento di adeguate risorse per affrontare il disagio psicologico dei minori, a misure finalizzate a risolvere il problema del settore fiere, come già altri hanno ricordato, a misure in favore delle imprese che gestiscono attività di servizi culturali, eventi, congressi, spettacoli, cinema, teatrali, al settore del wedding. Ebbene, non è un elenco, è quello che chiediamo noi ai cittadini di andare a spuntare sul prossimo decreto per dimostrare che questa classe politica ha
dignità, ha rispetto del Paese e quelle cifre le troverete, perché questo impegno noi manterremo da qui ai prossimi mesi. Grazie.